Mister Accursio Sclafani, pareggio asciuffato nel finale, però chi ha visto la partita sa che potremmo parlare più di 2 punti persi che di uno guadagnato, nonostante con quel Castellammare sia la prima della classe. Assolutamente sì, sono 6 gare che stiamo facendo bene, stiamo giocando così. Non voglio sembrare presuntuoso, ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi perché per qualità di gioco, per intensità, per occasioni create stanno facendo veramente qualcosa di grandioso e non mi aspettavo in così poco tempo. È normale che dobbiamo cercare di migliorare subito, al più presto, perché non possiamo di domenica in domenica soffrire per fare gol, creando tantissime palle gol. Quindi ci prendiamo il punto sì, con la consapevolezza di averne lasciato altri 2, non ce lo possiamo permettere per gli obiettivi che abbiamo, quindi da domani dobbiamo lavorare ancora di più per essere più cattivi, più cinici sotto porta, però ripeto, io posso soltanto ringraziare un gruppo così amalgamato, sia dentro che fuori lo spogliatoio, che lotta, che dimostra anche alla società e ai tifosi, che ringrazio per il supporto che ci hanno dato oggi qui a Castellammare, che la squadra è viva, che la squadra c'è, che la squadra vuole soprattutto vincere di domenica in domenica. Ci sono gli avversari e oggi, con tutto il rispetto per la prima della classe, siamo riusciti a metterli lì, a non farli mai uscire dalla loro metà campo. Questo ci deve far ben sperare, dobbiamo lavorare su questa scia, però dobbiamo essere ancora più sporchi e cattivi sotto porta e riuscire a vincere le gare. Ecco, oggi secondo tempo insieme per Pirse e Arken, come li hai visti insieme e soprattutto la condizione del francese come procede, a che punto è? Loro qualitativamente possono giocare assieme, ma ce ne sono tantissime che possono giocare, quindi oggi abbiamo preferito partire con Osvaldo sotto perché sapevamo che potevano andare in difficoltà tra le loro linee, tra i loro due mediani, e questo è successo perché nel primo tempo abbiamo fatto una grande prestazione. Poi in svantaggio è normale che dovevamo mettere un uomo in più di peso. Arken è entrato abbastanza bene, così come l'aveva fatto la scorsa settimana. Sono scelte dettate da quello che è il nostro studio durante la settimana in funzione degli avversari, a volte vanno bene, a volte no, ad oggi non sono presuntuoso ma abbastanza bene, quindi dobbiamo lavorare tutti così. Chi non ha giocato mi dispiace perché c'è gente che spinge tantissimo, ma sappiamo qual è il nostro obiettivo, dobbiamo farci trovare pronti, così come è successo con l'ingresso di Vizzini, è entrato negli ultimi 5 minuti e ha dato il contributo. Non dimentichiamo che oggi abbiamo tolto 2 difensori per cercare di essere ancora più offensivi e ci siamo riusciti, quindi ci prendiamo il pareggio con l'amaro in bocca, con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che possiamo fare veramente grandi cose.